Benvenuti, oggi con gioia vi porteremo a Cave in provincia di Roma. Il comune è conosciuto in Italia per la tradizione del Venerdì Santo. Cave si trova a 400 metri sul livello del mare e conta circa 12.000 abitanti. Nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. A voi Cave! Benvenuti a Caleidoscopio dei Vince, lui è mio fratello e con lui abbiamo creato questo posto qui a Cave. Caleidoscopio dal greco significa vedere bello, quindi abbiamo scelto questo nome perché per noi era un augurio che era sia rivolto a noi sia rivolto a tutto il paese. Vedere bello oltre le difficoltà, vedere bello in quello che ci può essere di positivo nell'energia e in un paese come quello di Cave. Questa è la nostra realtà che abbiamo creato anche grazie a dei fondi europei che abbiamo appunto recuperato attraverso un progetto alla Regione Lazio. La nostra energia, la nostra passione, la nostra forza è tutta concentrata in questo posto, su questo paese, perché crediamo che in queste piccole realtà esiste veramente il bello anche dell'Italia, della nostra cultura, delle nostre tradizioni e vogliamo rinnovarle in qualche modo e portarle avanti con l'energia dei giovani, che solo i giovani possono esprimere. Benvenuti a Cave. Cave è a 40 km da Roma, è tra i Monti Prenestini e la Valle del Sacco. Il nome di Cave deriva dalla presenza di cave di pozzolana e di tufo in prossimità di Preneste. È un borgo antico nel Medioevo e sicuramente i primi insediamenti furono individuati nella odierna contrada Canetaccia Campo, dove oggi è situato il santuario della Madonna del Campo. L'antico castello si chiamava Castrum Trebanum. Cave fu feudo di molte famiglie nobili, tra le quali i Caetani, i Carafa, i Borgia, i Conti, ma soprattutto i Colonna e gli Annibaldi, che lasciarono delle tracce indelebili. L'episodio che rese più celebre Cave fu senz'altro il Trattato di pace del 1557, trattato che si stipulò nel Palazzo Leoncelli. Da sempre e fino alla fine degli anni 60 la prerogativa e la caratterizzazione economica del nostro paese ha una vocazione agricola artigianale. La costruzione della ferrovia agevolò moltissimo gli scambi commerciali e non solo. All'epoca, 1916, fu senz'altro una svolta epocale per la nostra città. Moltissime le chiese presenti e tutte prestigiose in tutti gli ordini. Abbiamo moltissimi palazzi altrettanto prestigiosi. Si sono contraddistinti all'inizio degli anni 900 anche i villini Liberty. Vi aspettiamo numerosi a Cave.
Con il parroco andiamo a conoscere la comunità religiosa di Cave, le chiese, la tradizione del Venerdì Santo, il tutto accompagnato dal coro delle Piedonne dell'Annunziata. Ci troviamo a Cave, una bella comunità cristiana perché è ricca di tante tradizioni, di tanti monumenti, la fede appartiene al vissuto delle persone e le manifestazioni che si svolgono nel corso dell'anno sono la testimonianza di questa fede che la gente porta nel cuore e che vive con grande impegno sotto molteplici aspetti nella vita della comunità cristiana, appunto. Ci troviamo per esempio adesso nell'oratorio di Sant'Antonio Abate, dove vedete esposti alcuni dei costumi che ogni anno vengono indossati dai personaggi che interpretano la passione nell'occasione del Venerdì Santo, la manifestazione religiosa più sentita a livello della comunità cristiana di Cave, ma prevede la partecipazione anche di tante persone che vengono dai paesi vicini. Le parrocchie sono due, sono Santa Maria Assunta, la chiesa collegiata, la chiesa principale, e l'altra parrocchia è Santo Stefano Protomartire, anch'essa molto antica, di tradizione agostiniana. E adesso di fatto il parroco è unico, quindi la vita è diventata la vita di una unica comunità cristiana. Sono molte le chiese che potete vedere qui nella nostra città di Cave e la più importante in ordine storico almeno è senz'altro il santuario di San Lorenzo, i cui documenti risalgono a più di 1000 anni fa. È proprio potremmo definire la culla della fede della comunità cristiana, è la chiesa del santo patrono e la chiesa dove si è concentrata non solo la fede ma anche l'arte, gli affreschi, dice non solo la figura del patrono ma anche davvero la memoria storica della fede che sull'esempio del martire viene vissuta da generazione e generazione di caviselli. Un altro luogo importantissimo per la vita di fede della comunità cristiana di Cave è senz'altro il santuario della Madonna del Campo, dove c'è la miracolosa immagine che nel 1655 fu rinvenuta mentre si facevano dei lavori per ampliare una strada. San Carlo è una chiesa molto bella, è una delle prime chiese dedicate a San Carlo Borromeo ed è anche questa molto importante, non solo perché è sede di parrocchia, ma perché storicamente è la sede della presenza francescana, che è molto importante per la storia della comunità. Tanti frati sono nati qui a Cave, tanti da Cave hanno fatto tanto del bene nell'ambito della provincia romana dei frati minori conventuali e c'è una bella biblioteca, la chiesa è bellissima e anche la comunità è molto attiva. Gli oratori sono anch'essi importanti perché legati alle confraternite, che sono un'altra grande realtà della nostra comunità di Cave, sono tuttora viventi e attive. Per esempio questo è l'oratorio di Sant'Antonio Abate, dove ha sede storicamente la confraternita del Santissimo Sacramento, che si preoccupa della festa del Corpus Domini e della festa annuale in onore di Sant'Antonio Abate. Un altro oratorio importante è quello della Santissima Annunziata e lì appunto ha sede la confraternita della Santissima Annunziata, che si preoccupa in modo particolare della celebrazione e della processione del Venerdì Santo. Sospira
All'Annunziata fanno riferimento anche il coro delle Piedonne, che è una delle realtà più belle, più commoventi della nostra comunità. Quando durante il Venerdì Santo le si sente cantare, uno dice nel cuore: davvero stiamo vivendo la passione del Signore. Invito tutti a riscoprire le 7 opere di misericordia corporale e le 7 opere di misericordia spirituale. E vissute quelle, la misericordia non è più un discorso teorico, ma una realtà vissuta. Continua il nostro itinerario, andiamo a degustare i piatti della tradizione locale. Ci troviamo in Cave, presso l'agriturismo Locabianca, a ridosso della fonte di Santo Stefano, dove sgorga dell'acqua olico-minerale che ha notevoli proprietà. Oltre all'acqua ovviamente abbiamo i piatti, tra cui spiccano delle eccellenze. Questi piatti possono essere cucinati in tante maniere. Vediamo che lo gnocco lungo abbiamo utilizzato con una maniera molto semplice, con del pomodorino fresco e del basilico. Lo gnocco a sassetto fatto acqua e farina, anche lì viene utilizzato con un prodotto molto povero che è il guanciale, pepe e pecorino. Le lacrime, che è un altro piatto povero della tradizione, proprio perché essendo molto povero si possono sposare bene o con ugualmente un pomodoro semplice o anche con un ragù. Abbiamo delle varie tipologie di pane, abbiamo dal cazzottino al filone, alla pagnotta, allo sfilatino. Alcuni pani vengono fatti con le noci e con le olive, proprio perché, come può vedere accanto, ci sono delle noci che sono un'altra peculiarità di questo posto. La castagna è uno dei prodotti proprio per eccellenza, perché? Perché già dall'antichità questi prodotti venivano utilizzati ed esportati dalla lontana Francia, diciamo così, proprio per fare marron glacé, proprio perché avevano delle caratteristiche e delle dimensioni piuttosto importanti. Abbiamo dalle semplici ciambelle fatte con il vino, abbiamo delle serpette, sono sempre dei dolci fatti all'uovo, abbiamo delle torte di Pasqua, cosiddetta pizza di Pasqua, abbiamo meringhe, delle ciambelline fatte con vino e anice senza lievito. Abbiamo qui un'altra pizza fatta con cioccolato e uova. Oltre a queste pizze abbiamo lì dei biscottini ripieni, dei saccottini fatti con una crema al limone. Continua il nostro itinerario culturale, a voi il Museo Civico Città di Cave Lorenzo Ferri. Il Museo Lorenzo Ferri, inaugurato nel 2013, è una vera e propria gipsoteca dell'artista Lorenzo Ferri, donate dagli eredi di Lorenzo Ferri, i propri figli. Giuseppe Ferri è stato il curatore del museo. Il museo è stato allestito all'interno di un ex ospedale, l'ospedale Mattei, e è sviluppato in 3 piani. Nel primo piano troviamo le opere giovanili dell'artista, dove per esempio al centro della sala c'è la splendida Angelina. Da professore di storia dell'arte alle medie, infatti, ai suoi allievi diceva: prima di imparare a scolpire dovete imparare come è fatto il corpo umano.
Nell'ultimo piano troviamo le opere intermedie dell'artista. Sicuramente tra le tante spicca il Trilussa che vedete alle mie spalle, un'opera importante che si trova in piazza Trilussa a Roma in bronzo. Noi lo abbiamo qui in gesso bronzato. Sicuramente una parte importante della vita di Lorenzo Ferri è stata quella di venire a contatto con il telo della Sacra Sindone. Diventato sindonologo, ha speso tutta la sua vita sullo studio di questo uomo della Sindone, e nella sala a fianco appunto troviamo immagini di quello che era per lui l'uomo della Sindone. Nella stessa sala troviamo anche una bellissima Pietà. Nell'ultima sala troviamo le ultime opere dell'artista, le sculture per il monumento di Knock in Irlanda. Troviamo un'altra bellissima opera come l'Attesa, è una delle statue più preziose del nostro museo perché è patinata in oro. Lì troviamo anche il calco in gesso della copertina del libro sulla Sacra Sindone di Lorenzo Ferri. Grazie alle mappe tattili e alle riproduzioni delle statuine il nostro museo è accessibile anche agli ipovedenti e ai non vedenti. L'artista è stato importantissimo, soprattutto per il discorso delle alte proporzioni, e qui nel nostro paese conserviamo forse l'opera più bella e più importante, collocata in un'altra sezione, la sezione del presepe monumentale, all'interno dell'ex convento degli Agostiniani. Una chiesa che è stata la prima chiesetta, la più piccola, è stata realizzata nella metà del 1400 a navata unica con copertura a crociera, che conserva un affresco splendido della scuola di Taddeo Zuccari. Nella metà del 1700 si è deciso di erigere la nuova chiesa, che si trova proprio al di sopra della piccola chiesetta quattrocentesca, e in questa chiesa di Santo Stefano sicuramente la parte più importante è lo splendido ciclo pittorico realizzato da Kunz, il battesimo di Sant'Agostino che si trova sulla navata centrale, la pala con San Tommaso da Villanova e il battesimo di Gesù. Un altro luogo importante per gli abitanti di Cave è il Santuario della Madonna del Campo. Andiamo a visitarlo. Questo santuario è sorto nel 1710 ad opera del popolo di Cave, poiché qui in questo luogo fu rinvenuta il 27 aprile del 1665 la miracolosa effigie della Madonna del Campo, un dipinto di epoca bizantina che risale al secolo VII. La cripta ancora oggi è meta di pellegrinaggi perché l'immagine è un'immagine molto miracolosa. Una pia associazione che è nata nel 1888 ad opera di Francesco Maria Traversi. A questo poi è nato anche un comitato del campo dove fanno capo dei giovani che oggi sono veramente devoti e quindi si stanno adoperando per far sì che questa storia continua.
Un fiore all'occhiello è anche il Teatro Comunale Città di Cave. La parola al direttore artistico. Sono Mirko Paravani, il direttore di questo teatro. Come vedete è una struttura nuova, realizzata da qualche anno. Noi sono un paio di anni che abbiamo la direzione di questo teatro, grazie anche all'amministrazione comunale, quindi oltre che la stagione teatrale abbiamo anche una serie di iniziative, dai corsi di scenografia ai corsi di sartoria, c'è una sartoria etica che è partita, ci sono stage con le scuole, per esempio la Matisse, che è una scuola d'arte, che lavora e collabora con noi. Quello che vedete appunto dietro di me sono le costumiste, così come vedrete ci saranno ragazze che lavorano con i trucchi, quindi sembra insomma anche un po' a fatica, ma cerchiamo di andare avanti. Andiamo a presentare un'altra lodevole iniziativa proposta dall'associazione Comitato Pro Venerdì Santo di Cave. La rappresentazione del Venerdì Santo, la sera del venerdì, ha molteplici aspetti, ma l'arte figurativa ci è sembrato un veicolo importante. Perché? Innanzitutto abbiamo aperto alle scuole, quindi abbiamo parlato ai ragazzi, abbiamo parlato con i loro professori, sono stati entusiasti perché comunque fa parte della loro storia. Si dice che le nuove generazioni pregano poco, riflettono poco sui valori religiosi. Forse noi gli abbiamo dato l'occasione per farlo, quindi hanno avuto l'incontro con un sacerdote, hanno avuto la possibilità di spaziare e capire meglio la bolla papale e poi hanno dato vita a quelle che sono le opere qui messe in esposizione. Parlare di Gesù è sempre molto difficile oggi, invece loro l'hanno fatto attraverso i quadri, attraverso la pittura, attraverso quello che nel loro animo suscita ancora oggi, dopo 2000 anni, la figura di Gesù Cristo. Quindi noi siamo orgogliosi di questo. Con noi anche il presidente Don Sebastiani, perché? Perché comunque è un modo per parlare alle nuove generazioni e siamo orgogliosi perché le opere sono molto belle. Con l'assessore alla cultura andiamo a scoprire le altre manifestazioni di Cave in provincia di Roma. Cave è una città ricca di storia, ma una storia che continua a scriversi giorno dopo giorno, grazie a numerosissime manifestazioni che vengono svolte durante l'anno, a cominciare da quelli religiosi che sono la nostra Madonna del Campo che c'è il 27 aprile, per proseguire poi a giugno in cui c'è la serata di premiazione del premio letterario Caffè Corretto Città di Cave, durante l'estate con San Lorenzo e a metà settembre c'è la rievocazione storica del Trattato di Pace 1557 per proseguire poi ad ottobre con la nostra Sagra della Castagna e dei prodotti tipici locali che si svolge sempre nell'ultimo weekend di ottobre. I comuni italiani sono fatti dagli abitanti che a volte diventano creativi come la signora Andreina e il signor Gino. Andiamo a conoscerli. Nei primi del Novecento si coltivava la canapa qui a Cave, ma era tradizione proprio. Poi veniva tessuta nell'ambito delle varie famiglie e si esportava pure. Quindi alla canapa, il lino e il cotone e poi ci si facevano i corredi. Io ho iniziato che ero molto piccola con mia madre, mi ha insegnato tante cose e quindi il ricamo per la gente si è tramutato come un lavoro. Cave io ci sono nata e gli voglio bene a Cave, ci sto benissimo, ho degli amici, parenti, i figli, siamo tutti a Cave.
mi chiamano il cavese perché sono affezionatissimo a Cave, alla mia cittadina, è tutto ciò che è riportato sulle tele. Dipingo tutto il mondo, questo è sicuro, però diciamo che quando dipingo Cave metto qualcosa di in più forse, e dipingo i vari aspetti sociali, quelli che sono gli aspetti della campagna, gli agricoltori, gli antichi mestieri, e quindi quando volete potete venire tranquillamente, non c'è nessun problema, anzi l'invito, quando ci volete venire per Cave. Passate bene questi giorni e buone passeggiate laziali. Ciao!